test audio.
Anche prima c'era, perché l'avevo Sì, guardato. sì. Ok, adesso può parlare. Consiglieri, per favore chiamate i colleghi, grazie. Che partiamo con i lavori, che sarà lunga, fino a notte fonda. Dalla Pozza, pigiama ce l'ha? Il pigiama. Pronto? Cioè, alla fine sono arrivato, nonostante abbiano tentato di bloccarmi con la trippa alle 7 del mattino a Due Ville. Sono arrivato che avevo perso la barca delle -1:15 e c'era un'altra barca che facevo aprire il consiglio, la prego, è partito. È partito. L'ho fatto partire Hai fatto bene. perché pensavo di essere in ritardo. Ma in realtà poi la commissione è andata avanti. Buongiorno Giuseppe. Allora, consiglieri, inserite le schede per chi c'è e sollecitiamo i colleghi ad entrare, grazie. Questa mattina abbiamo fatto colazione con la trippa di Due Ville, secondo la sagra di Sant'Anna, la festa di Sant'Anna, alle 7. Rabosello. È stato un inizio complicato.
Tomello, la commissione è conclusa, quindi possiamo ripetere. Le iscrizioni di ieri valgono per buone, quindi chi si è... Ma abbiamo la possibilità di tenere lo stesso ordine? Abbiamo memoria per curiosità? Addirittura. Ok. Ah sì? Mi hanno scritto. Ah, eccolo qua. Beh, io avrei l'ordine di ieri, posso anche comunicarvelo. Poi si riscrive, chi non c'è si riscrive. Uso quello di ieri o vi riprenotate? Devono ricordarsi per Ah, ok, vabbè. ci sono un po' Treviso, Lindo. Quanti siamo? Ma non conta, non ci sono, non possiamo contare loro. Sì, non sto contando loro, sto contando voi. Adesso però... No, aspetta. Allora, Prima comunque i congedi. sono dove? Adesso ci siamo con quelli che entrano. Allora, iniziamo i lavori consiliari. Intanto comunico i congedi dei consiglieri Riccardo Szumski, Matteo Pressi, Carlo Cunegato. No, i congedi. Alcuni consiglieri arriveranno più tardi, ci hanno comunicato che arriveranno leggermente più tardi, quindi procediamo con... Riprendiamo dal punto 9 dopo il relatore e il controrelatore. Scusate, grazie. Inserite le schede, grazie. Assestamento di bilancio di previsione 2026-2028. Erano iscritti, riprendiamo quindi dalla discussione generale. Dico chi era iscritto giusto per correttezza rispetto al momento della sospensione. Montanariello, Sambo, Luisetto, Dalla Pozza, Del Bianco, Trevisi, Manildo, Bigon. Quindi se volete riprenotarvi potete farlo. Cunegato non c'è. Non possiamo fare consiglio, lo so. Quindi dichiaro aperta la discussione generale, prego con le prenotazioni. Montanariello arriva dopo. Galeano, comincia lei? Perfetto, la parola al consigliere Galeano, dopo che ha fatto il controrelatore riprende da consigliere. Non faccio il riassunto di ieri che già era stato molto chiaro, giusto? No, era solo per dire che volevo anticipare perché penso che possa essere utile ai fini della discussione conoscere gli elementi insomma, che abbiamo scambiato anche nella commissione stessa. Perché poi quando andremo a discutere la manovra che abbiamo proposto ieri durante la correlazione con tutta una serie di proposte puntuali che poi è stata suffragata dalla presentazione di alcuni emendamenti, tutti tecnicamente ammissibili, proponiamo
concretamente delle azioni che secondo noi danno risposte urgenti a dei bisogni che sono stati evidenziati non solo da noi ma anche in maniera diffusa e trasversale da parte di tanta della nostra comunità veneta a tutto tondo. Allora è importante, penso, che questa discussione venga affrontata con la consapevolezza che la Giunta conferma quello che dicevamo ieri, ovvero che in questo momento non c'è una proposta per spendere quella parte di avanzo che tecnicamente, qui ripeto non lo dico io, lo dice la SIN che accompagna il provvedimento che arriva in aula, che tecnicamente è spendibile e che però andrà fatta una verifica su quale sarà la capienza effettiva di questa spendibilità. Allora, su questo vorrei evidenziare che penso che tutti noi qui dentro forse siete tutti più esperti di me, insomma, in riferimento a quest'Aula e molti conoscono tante delle necessità che la nostra comunità veneta ha oggi. Ci viene detto che per prudenza quei soldi non sono oggi impegnabili e imputabili in determinate risposte. Noi ne abbiamo evidenziate alcune e non pensiamo di aver fatto iniziative populiste, abbiamo inserito i comuni per gli ATS, bisogni immediati per gli affitti delle persone che non arrivano a fine mese, sostegno sempre di imprese per la transizione energetica ed ecologica, le case di riposo che hanno lanciato un grido d'allarme un'ulteriore volta nelle scorse settimane. Ecco, la risposta che oggi si darà nel momento in cui effettivamente nessuno di questi emendamenti dovesse passare sarà quella di dire aspettate ancora un po'. Nel senso che siamo prudenti, ma prudenti vuol dire che su 100% delle risorse, facciamo che siano 130 milioni, non ne mettiamo neanche una, cioè neanche l'1%, neanche lo 0,5%, neanche il 2%. Allora, c'è un limite, no? Forse per la prudenza può essere pesata, può lasciare alcuni margini di sfogo, questo è un elemento che riteniamo importante. Questo lo ripeto alla luce del fatto che soprattutto fra tanti di voi conoscono quali sono delle urgenze che ci sono in questa comunità, immagino soprattutto chi è stato già assessore che per 10 anni avrebbe voluto dare delle risposte che in assenza di avanzo di bilancio per tutti i temi che sapevamo non ha potuto dare. Oggi ci sono 100 e rotti milioni, 30, 60 a seconda di, facciamo che siano 30 per rimanere anche noi responsabilmente prudenti, diciamo però aspettate ancora. In tutti i casi e in tutte le risposte e in tutte le proposte. Non c'è nessun margine, vedremo a settembre e prima vediamo altro. Ecco, mi sembrava giusto anticipare un po' questo contesto perché penso che possa essere utile come informazione per tutti gli interventi che ci saranno non solo della minoranza ma anche quelli della maggioranza. Grazie. Grazie consigliere, si è prenotato il consigliere Della Pozza, lei la parola, prego. Grazie Presidente. Riprendo quanto detto poco fa dal collega Galeano per dire che la discussione che abbiamo svolto ieri sul rendiconto si collega necessariamente con quella che facciamo oggi invece sulle proposte con l'assestamento e sono coerenti con quanto fatto anche in sede di bilancio di previsione 2026 e di aggiornamento al DEFR. Continuiamo ad insistere sui temi che ci sono maggiormente cari, quelli legati al sociale, quelli legati al territorio, quelli legati alla sicurezza. Anche qui Assessore Giacinti non ci ha convinti ieri quando ci ha detto, così come non ci ha convinti nei diversi passaggi in Commissione, rispetto al perché questo assestamento di bilancio non veda alcuna risorsa messa a terra e venga tutto rimandato a settembre. Saremo anche curiosi poi di vedere a settembre, e sarebbe stato bello aver già oggi qualche anticipazione su quelle che sono
le idee della maggioranza sull'utilizzo di quell'assestamento, altrimenti di quell'avanzo, perdonatemi, altrimenti il dubbio che ci sia qualcosa di non detto, di non raccontato, permetteteci, rimane forte. Noi invece riteniamo che in un'occasione come questa si possa e si debba tenere alto il dibattito. Ci piacerebbe sentire la voce anche della maggioranza rispetto alle proposte che abbiamo avanzato. Sono proposte diverse sicuramente rispetto a quelle che potete avere in mente voi, ma riteniamo che siano proposte sulle quali si possa e si debba comunque aprire una discussione. Ieri era assente il consigliere Barbisan quando ho replicato al termine della seduta sul rendiconto anche al suo intervento, e quando lei ha ieri parlato del tenere all'asciutto il Veneto, ho ribadito, e lo ribadisco nuovamente anche oggi, che c'è un problema, lo vedete da oggi, da ieri, con la quarta ondata di calore che ha colpito il nostro Paese, la nostra regione segnatamente, in questa stagione, che il Veneto in questo momento qui è troppo all'asciutto. Abbiamo problemi legati all'irrigazione, abbiamo problemi legati all'approvvigionamento idrico. Di questa mattina è la notizia, e qui guardo anche l'assessore Zecchinato che è assessore nella giunta regionale ma che rappresenta un territorio, di nuove contaminazioni di pozzi privati da PFAS e sono i FAS che arrivano dalla Pedemontana. Questo ormai è acclarato e temiamo che ci sia la necessità, e per questo vi invitiamo poi a fare un ragionamento su dove allocherete le risorse dell'assestamento, che consentano di venire incontro ai comuni e ai privati per quanto riguarda le analisi. Oggi le stanno pagando i privati, le stanno pagando i gestori del servizio idrico integrato, ma questa è un'emergenza che non riguarda il centro-sinistra, è un'emergenza che riguarda tutti noi, centrodestra e centro-sinistra, perché questa dell'acqua è la grande emergenza su cui la Regione si dovrà confrontare nei prossimi anni. Emergenza legata appunto alla scarsità delle risorse idriche, emergenza legata all'inquinamento della risorsa idrica, emergenza legata a quelli che saranno gli eventi determinati dalla quantità di energia in questo momento presenti in atmosfera, che poi provoca i disastri che, ricordavo, l'anno scorso hanno provocato anche vittime nella città di Valdagno. Riteniamo che, visto che è stata fatta anche molta politica nel dibattito sul rendiconto, ci sia una necessità, visto che ieri c'era una sorta di dicotomia tra la vecchia amministrazione e la nuova amministrazione regionale. L'avanzo di amministrazione è quel trait d'union tra un'amministrazione e l'altra, e quindi con l'avanzo di amministrazione dato dall'amministrazione Zaia, l'amministrazione Stefani può dare impulso a nuove visioni. Si è parlato molto, si è usato molto questo termine che è quello della visione, e se è vero che esiste una continuità amministrativa tra la precedente legislatura e questa legislatura, quell'avanzo di amministrazione consente di capire in che modo questa continuità viene garantita, perché c'erano dei temi su cui la precedente amministrazione regionale aveva lavorato e ci sono dei temi su cui la nuova amministrazione regionale lavora. Ecco, l'avanzo di amministrazione, guardo il consigliere Calzavara che ha fatto un ragionamento che era assolutamente condivisibile, ribadendo sempre quella che è la diversità di visione che c'è tra maggioranza e opposizione, ma l'avanzo di amministrazione consente proprio di capire in che modo questa continuità avviene. Può esserci anche una discontinuità, può esserci una continuità anche nel prendere atto, come avete più volte ribadito, che ad esempio sulle Olimpiadi
o sulla Pedemontana Veneta, viene rivendicato un valore del lavoro o dell'iniziativa fatta dalla precedente amministrazione regionale, e quindi quei soldi possono anche servire serenamente e nell'ottica di una scelta politica chiara a capire che quel lavoro effettivamente va riconosciuto e che quindi vanno messe risorse per le Olimpiadi o vanno messe risorse per la Pedemontana Veneta. O altrimenti si possono fare scelte politiche diverse. La cosa peggiore, e spero che sia quella che non avverrà a settembre, è decidere di non far niente o trincerarsi semplicemente dietro una gestione quasi burocratica di atti dovuti, di partite dovute, che non diano l'idea di nessuna scelta politica. Allora noi finora abbiamo affrontato un bilancio di previsione su cui lo spartito è stato più o meno lo stesso che abbiamo visto per il rendiconto, ovvero una nuova maggioranza che si tiene prudentemente lontana da scelte forti sul bilancio di previsione, dicendo in fin dei conti stiamo approvando un bilancio di previsione che avrebbe dovuto approvare l'amministrazione Zaia, che non ha approvato, e quindi lo gestiamo con una sorta di come fosse una partita tecnica, e un rendiconto nel quale, parole dell'assessore Giacinti ieri, prendiamo atto che c'è un avanzo di amministrazione, ma decidiamo in questo momento di non decidere. Ecco, noi ci aspettiamo a settembre, con la ripresa dei lavori d'aula, e quando l'applicazione dell'avanzo con un nuovo assestamento si intreccerà con il nuovo bilancio di previsione 2027, ci aspettiamo che dalla maggioranza e segnatamente dalla Giunta arrivino scelte chiare che diano l'idea del come la nuova amministrazione regionale intende procedere per il prossimo quinquennio, se in continuità, se in discontinuità, oppure se intersecando i due piani. Noi continueremo, lo anticipo già, non cambiare, visto che temo che l'esito del voto sugli emendamenti sia già scritto, salvo sorprese che ci renderebbero chiaramente felici, ma noi nella manovra emendativa 2027 ritorneremo a riproporre questi temi, perché vede, Assessore Giacinti, oggi manca l'assessore Pavanetto, ma quando la Regione fa un bando sulla sicurezza che vale 650.000 euro e lo si divide per il numero dei residenti in Regione, viene fuori che per la sicurezza, per la polizia locale, vengono dedicati 13 centesimi a persona. Adesso delle due l'una, o la sicurezza è un'emergenza reale e allora servono risorse, oppure è una gran cassa battuta soprattutto in periodo elettorale e allora si spiega il perché la Regione dedichi 13 centesimi di euro a persona nel nuovo bando. Peraltro, ma poi lo dirò nell'ordine del giorno se sarà ammesso, che ho presentato, peraltro raccontando che questi soldi servono alle polizie locali di tutta la Regione e dimenticandosi che in realtà il bando, e lo dico al Presidente Rucco, a cui magari è sfuggito, esclude tutta una serie di realtà a partire dal capoluogo della Regione, Venezia, per passare poi a Vicenza, per passare a diverse unioni di comuni del Trevigiano, a comuni del Padovano, del Rodigino, del Bellunese, che sono stati già beneficiari di assegnazioni nel 2024 da parte di un altro bando sulla sicurezza e nel 2025 di assegnazioni da parte del Ministero dell'Interno. Quindi, Vicepresidente Rucco, Vicenza non potrà fare la sua parte nel bando perché l'avete esclusa nelle clausole del bando dalla presentazione delle domande sulla sicurezza, ma avete escluso anche Venezia. Quindi riproporremo
i temi che ci sono cari, anche per sfidarvi, come vi sto dimostrando, su temi come quelli della sicurezza, che alle politiche regionali che danno visione di insieme teniamo anche noi. Non è una questione di nomi e cognomi sugli emendamenti. A me va bene, sa, consigliere Barbisan, la sfida che ci ha lanciato, e francamente non credo sia un problema, anche se il rapporto tra maggioranza e opposizione invece temo possa essere un problema se non è gestito in maniera moderata e intelligente. Però noi continueremo a proporre emendamenti che diano l'idea di una visione diversa del Veneto rispetto a quella che avete. Giusta, sbagliata che sia, l'elettorato ci premierà, non ci premierà, noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto. In fin dei conti già in un quinquennio di legislatura abbiamo aumentato la presenza della minoranza sui banchi del Consiglio regionale, segno che qualcosa forse ha funzionato meglio da noi e peggio dalla parte vostra. Chiudo, perché poi ritorneremo in sede di presentazione degli emendamenti, auspicando, e lo dico in particolare all'assessore al bilancio, un coinvolgimento anche delle opposizioni su quelli che saranno gli esiti dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel prossimo assestamento. Ci proiettiamo già in avanti, cercando di concorrere tutti assieme alla soluzione di quelle che sono le emergenze per la nostra Regione. La sanità sicuramente, il territorio sicuramente, la sicurezza sicuramente, e su questi temi ci troverete pronti sempre non a fare polemica, ma a dare un contributo costruttivo, stando ciascuno nel proprio ambito e ciascuno rispettando il ruolo che l'elettorato a novembre ha dato a ciascuno di noi. Grazie consigliere. Consigliera Luisetto. Grazie Presidente. Intervengo questa mattina proseguendo la discussione che abbiamo avuto in quest'Aula ieri per sottolineare due dei temi che hanno fatto parte delle proposte presentate dal correlatore, dal collega Galeano, all'interno di questo assestamento. Queste proposte riguardano due temi fondamentali a nostro avviso, fondamentali non soltanto per le fragilità, per chi vive una situazione di difficoltà, ma per la gestione stessa a livello comunale dei servizi. Il primo, e qui abbiamo chiesto di mettere risorse sugli ambiti territoriali sociali, è proprio quello della gestione amministrativo-organizzativa degli ambiti, un tema che riguarda da vicino tutti i comuni della nostra regione che stanno cercando di organizzarsi in questa nuova rivoluzione dei servizi che nasce con la legge regionale 9 del 2024. Quella legge lì decide che la media di abitanti per ambito sia di oltre 230.000 abitanti, nonostante il DM77 dia come indicazioni ottimali di dimensione 100.000 abitanti. Perché ci aveva detto 100.000 abitanti? Non obbligava, ma indicava. Ce lo diceva perché questo permetteva di garantire la prossimità dei servizi e nello stesso tempo di garantire un'efficacia in termini di economie di scala. Si è scelto all'epoca, con nostra ferma contrarietà, ricordo, di costruire degli ambiti in alcuni casi mastodontici. Penso a quello di Treviso che ha oltre 400.000 abitanti, penso anche a quello di Vicenza che ne ha oltre 370.000. In ogni caso, salvo alcuni rari casi, tutto il resto della regione si trova ad avere ambiti estremamente grandi. Organizzare queste realtà non è assolutamente semplice e in questo contesto perché chiediamo che vengano date più risorse? Perché nel 2026 noi abbiamo uno stanziamento di 1.600.000 euro, nel 27 e nel 28 questo stanziamento aumenta a 2 milioni, ma se noi guardiamo la situazione e la parametriamo
parametriamo questo stanziamento rispetto alla popolazione di questi ambiti, vediamo che stiamo spendendo nel 2026 poco più di 30 centesimi a cittadino per quanto riguarda la costituzione degli ambiti. Nel 2027-28 ne spendiamo 40 di centesimi. Capite che far partire una macchina così complessa diventa davvero sfidante per i territori. Qual è il rischio che stiamo correndo? Il rischio è che i comuni, come stanno facendo per l'ambito sanitario e per le deleghe alle ULSS, emettono cioè una quota pro capite di risorse per cittadino, lo debbano fare anche per il sociale e quindi anche per gli ambiti territoriali sociali. Non è una novità questa richiesta, lo abbiamo fatto durante tutto il periodo di discussione di quel progetto di legge. Oggi ci ritroviamo con un sistema che non è stato accompagnato in questi anni, in questi scorsi anni, un sistema nel quale i comuni si sono affidati a diverse realtà di consulenza e hanno cercato in qualche modo di arrivare vivi ad una partenza che si è dovuta per forza di cose posticipare perché c'era una confusione e un disorientamento negli enti locali che credo tutti noi abbiamo potuto constatare. Ce lo dice anche il fatto che sono solo 4 gli ambiti costituiti ad oggi: Bassano, Venezia, Sona e l'Alta Padovana. Tutto il resto della regione si trova in una condizione ancora di costruzione. Allora questo emendamento e questa richiesta di risorse partiva dal fatto che certamente lo sappiamo, i progetti europei e nazionali danno risorse agli ambiti per strutturare i servizi, ma la parte amministrativa organizzativa rimane e rimarrà in carico agli ambiti. Queste risorse ad oggi presenti non bastano neanche per pagare un direttore, non bastano per il funzionamento ordinario di queste strutture. E perché sono così importanti queste strutture? Insistiamo su queste realtà, perché da lì passano i progetti di vita, da lì passa il dopo di noi, da lì passano le dimissioni protette e l'assistenza domiciliare, da lì passa anche la prevenzione e l'allontanamento familiare in situazioni di fragilità delle famiglie. Allora, se davvero vogliamo dare gambe a questo sistema, non possiamo pensare di farlo con 40 centesimi a cittadino. Allora, la scelta è molto chiara e io spero che questo sia uno sprone per la variazione di bilancio che affronteremo a settembre. La scelta è molto chiara: o continuiamo a lasciare le amministrazioni locali lavorare in solitudine, oppure diamo una spinta forte alla partenza di un sistema che dovrà accompagnare una riorganizzazione che nei prossimi 20-30 anni ci dirà come sta il nostro sistema sociale, la nostra gestione dei servizi. L'altro tema che abbiamo inteso affrontare in questa fase è quello degli investimenti e delle necessità delle realtà di accoglienza anziani. Lo abbiamo ascoltato nei vari interventi di ieri, io stessa ne ho parlato, ma anche il correlatore, anche i colleghi di minoranza. La necessità delle case di riposo di trovare stabilità. Sappiamo la difficoltà che stanno avendo, chiedendoci di impedire gli aumenti di rette che sono costretti ad esercitare per far fronte spesso a costi energetici e a sfide quotidiane che altrimenti non riescono ad affrontare se non scaricando i costi su famiglie e dunque spesso su comuni quando le reti familiari non tengono. In questo contesto che cosa chiediamo? Chiediamo che si consideri quel fondo di rotazione che è stato tagliato nel bilancio di previsione come uno strumento per ridare forza agli investimenti di queste strutture. Non so se di recente, immagino nell'attività istituzionale di tutti noi, se di recente siate passati a incontrare direttori o presidenti o strutture stesse delle case di riposo pubbliche di questa regione, delle IPAB, ma non solo, credo che tutti vi abbiano riferito la difficoltà anche soltanto di provare a riorganizzare uno spazio, a installare un impianto fotovoltaico. Perché? Perché nel PNRR le risorse per le case di riposo nella missione 5 non c'erano e perché ogni realtà di case di riposo sta cercando di arrangiarsi come può. Noi però ci troviamo in una regione nella quale molte di queste case di riposo vivono situazioni di strutturalità vetusta. Vuol dire che abbiamo camere da 2, 3, in alcuni casi vi assicuro anche 4 persone. Immaginatevi invecchiare nella fase più fragile della nostra vita e dover
rimanere in una camera magari con altre 3 persone sconosciute, anch'esse in una condizione di fragilità. Io credo che se ci pensiamo per la nostra vita personale, nessuno di noi si sentirebbe sereno a invecchiare così, magari in una situazione di grave non autosufficienza. Allora il fondo di rotazione era quello strumento che permetteva di garantire investimenti, di dare il fiato a queste strutture per mettere a sistema degli interventi di risparmio energetico, ma anche di ristrutturazione che permettessero di ridefinire e ricollocare gli spazi in un'ottica di maggiore dignità e rispetto della persona. Questo è il senso di questa richiesta di investimento, di questo contributo. Lo ricordiamo. Il tema importante non è soltanto quello degli investimenti, ma è lo strumento all'interno di questo assestamento con il quale abbiamo inteso porre una questione più ampia. O si interviene sull'organizzazione, il che significa dalla puntualità e attualità delle schede SVAMA agli accreditamenti, agli standard di cura. Come stiamo invecchiando è molto diverso da come invecchiavamo 10-20 anni fa. La non autosufficienza con la quale si arriva in casa di riposo non è la stessa con la quale ci si arrivava 10-20 anni fa. Il carico sanitario e la cura e dunque gli standard di cura si devono adeguare alle comorbidità, alla difficoltà con cui si arriva in struttura. In tutto questo la parte degli investimenti, il fondo non autosufficienza e il ruolo specifico del fondo di rotazione non possono essere considerati secondari. È il motivo per il quale ci siamo concentrati in ambito sociale e sociosanitario su questi 2 aspetti e lo facciamo con lo spirito non soltanto propositivo ma convinto che non ci sia molto tempo davanti per prendere decisioni come queste. La demografia è una di quelle cose che non aspetta, come del resto la possibilità per i comuni di mantenere i loro bilanci in salute e nello stesso tempo di investire in ambito sociale cifre adeguate alla cura dei propri cittadini. È una responsabilità che non soltanto dobbiamo condividere, ma che ci dobbiamo assumere con provvedimenti concreti, non solo con parole. L'altra sera ero ad un incontro dove Adelmo Cervi, parte della grande famiglia dei fratelli Cervi, mi ha detto sì brava consigliera, ti detto parole, però dopo bisogna fare, bisogna dimostrare alle persone che quanto si dice nelle aule istituzionali si prova a portarlo a terra. Allora veramente sono 2 provvedimenti, 2 intenzioni di estremo buon senso che difficilmente ci possono trovare divisi. Se così sarà, ovviamente continueremo nella battaglia per portare a casa questi obiettivi, ma auspichiamo che ci sia un'attenzione ai comuni, ai nostri enti locali e soprattutto alle fragilità che in questa regione si moltiplicano e hanno bisogno di essere viste e sostenute. Grazie consigliera. Consigliere Trevisi. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, ringrazio anche i pochi assessori presenti oggi. Speravo fossero un po' più presenti oggi rispetto a ieri. Già ieri avevamo un po' criticato l'assenza di alcuni assessori, ma oggi speravo che in qualche modo qualche presenza in più ci fosse, anche perché dicevamo, vabbè, ma ieri in fondo si parlava di quello che è stato. Invece oggi si doveva parlare di quello che poteva essere, di quello che in qualche modo si sarebbe già potuto realizzare con questi milioni di euro in più. Quando pensavo a questi milioni di euro, pensavo alla scorsa settimana quando mio figlio in un vecchio portafoglio ha trovato 20 euro, era felicissimo, come se avesse trovato 1 milione di euro, perché era qualcosa che non si aspettava, aveva trovato 20 euro e voleva fare subito qualcosa. Usciamo papà, ma erano le 11 di sera, andiamo a comprare qualcosa, si voleva comprare un libro. Io ho detto vabbè Davide, lo faremo domani. E no papà, l'ho trovati adesso, facciamoli adesso. E forse questa era la stessa urgenza che serviva anche in questo Consiglio oggi e che serviva pure a questa Giunta, il fatto di aver trovato dei milioni di euro, bravi, non bravi, e il fatto di doverli utilizzare subito, non domani, non a settembre, non a ottobre, di utilizzarli subito. E io permetto di tornare su un tema di cui ha parlato già prima il consigliere Dalla Pozza, su quello della sicurezza, perché francamente dico, per tanti anni ho fatto parte della sicurezza e mi sento ancora di farne parte, non parlate più di sicurezza. Se io poi vengo a sapere, ma poi entrerò nello specifico, da quello che emerge già dalla Commissione pare che questo piccolo emendamento, di cui poi parlerò in maniera specifica, verrà anche questo bocciato, allora va bene,
fate quello che decidete di fare, però non parlate più di sicurezza. Perché io andrò comando polizia locale per comando polizia locale a dire che non è stato fatto e non è stato appoggiato un emendamento che prevedeva 1 milione di euro rispetto ai 130, 140, meno dell'1% per poter fare quello che la Regione può fare sulla sicurezza. Ora, la sicurezza è una cosa seria, allora o davvero lasciamo le televisioni a coloro che parlano dei cecchini che devono sparare sulle persone che assaltano le forze di polizia, o parliamo sempre e soltanto di remigrazione, ma se vogliamo parlare seriamente di sicurezza, allora lo dobbiamo fare anche dentro questo Consiglio e ci dobbiamo mettere la mano sulla coscienza ma pure sulla testa, non solo sulla pancia delle persone, perché siamo tutti bravi a parlare di questo, ma poi quando si tratta di fare una piccola cosa non siamo in grado di farlo. Ora, la sicurezza è una cosa seria, ve lo dimostra il fatto che partendo dal 2001 vi faccio alcuni nomi: Scajola, Pisanu, Maroni, Alfano, Piantedosi. Se leviamo i piccoli brevi periodi di ministri dell'interno di Amato e di Minniti e della Cancellieri e della Lamorgese, che erano ministri tecnici, Scajola, Pisanu, Maroni, Alfano e Piantedosi, ministro tecnico, ma insomma ovviamente vicino alla Lega, sono ministri di centrodestra, quindi sono su 25 anni a partire dal 2001, sono 17 anni nei quali i ministri dell'interno sono stati ministri del centrodestra. Eppure mi pare che ancora adesso quanto si stia parlando di sicurezza. Parliamo del problema dell'immigrazione, siamo ancora adesso che alla base c'è la legge Bossi-Fini. E allora questo vi dà l'idea di quanto sia complicato. Se ancora il governo ne parla dopo 4 anni di un governo e di una maggioranza forte e solida, parliamo ancora di sicurezza e dei problemi che ci sono nella sicurezza, e allora vuol dire che delle domande ce le dobbiamo fare e ce le dobbiamo fare anche qua dentro. Quindi, ripeto, tanto il mio emendamento sarà uno dei primi, non parliamo più di sicurezza, non parlate più di sicurezza, fate parlare a noi allora. Perché quella piccola proposta che volevamo fare qua all'interno, mi pare che tra le tante proposte, allora ho detto è chiaro che probabilmente non potranno sicuramente decidere di poter dare tutti i milioni di euro che noi avevamo già pensato di investire in qualche modo, ma se neanche delle piccole briciole vengono date a un tema come quello della sicurezza, allora vuol dire che stiamo fallendo. Ora, tutti quanti conosciamo l'articolo 117 della Costituzione che ho già citato alla lettera H, quindi sicurezza, ordine pubblico, organi competenze esclusive dello Stato. Però lì dove la Regione può fare davvero qualcosa per aumentare, per dare una sensazione in più di sicurezza, e allora lì ci dobbiamo rendere conto che davvero possiamo fare di più. E se non siamo in grado di farlo, vabbè, vuol dire che io ogni volta che potrò, con i miei modi, che cercano sempre di essere moderati, io ieri non sono intervenuto perché vedevo che, insomma, sono stato spettatore di quello che è successo, oggi secondo me si poteva fare davvero qualcosa in più oltre alle parole, e se non siamo, e dico siamo, in grado di farlo, allora vuol dire che stiamo davvero fallendo. Io credo che su questo delle risposte concrete davvero dobbiamo dare, insomma. Il problema è capire che cosa vogliamo fare, lo citavo prima, se vogliamo rincorrere i colonnelli, i marescialli e i soldati del generale Vannacci sul tema di sicurezza, fatelo, non a caso, vedi, fatelo, però non è il nostro tema. Noi vogliamo parlare di sicurezza e ne vogliamo parlare in maniera sensata, in maniera buonsenso, dando delle risposte concrete, cercando di dare delle risposte concrete, non alla percezione di sicurezza, ma alla sicurezza vera e propria. Oggi leggevo l'articolo di alcuni, e anticipo già qualcosa dell'emendamento, ma poi ci vado nello specifico, di alcuni agenti della polizia locale che hanno provato a fermare una persona, l'hanno rincorsa, lui ha provato con una bottiglia di vetro rotta a colpirli, non li ha colpiti, a un certo punto ha battuto la bottiglia, si è calato i pantaloni e ha fatto la pipì addosso agli agenti della polizia locale. Allora a questi agenti della polizia locale una risposta gliela vogliamo dare, o vogliamo soltanto dare la risposta che vanno cacciate tutte le persone? Ma cacciatele se siete in grado, vanno tutte in galera, ma io non ho visto carceri aperte ultimamente. Eppure stiamo affrontando il discorso delle carceri e sappiamo qual è la situazione all'interno delle carceri, dove si scontano delle pene che sono tutte tranne che pene rieducative. Ci sono celle dove stanno in 12 persone e sono celle da 3.
Ci sono celle dove c'è lo spazio per ogni persona, che è quello previsto, 3 metri quadri, che è meno di quello che è previsto per i cani. I cani nel canile gli danno 8 metri quadri. Noi alle persone che dovremmo in qualche modo rieducare, e se uno non crede nella rieducazione deve credere almeno nel fatto che quando riescono probabilmente non ricommetteranno reati. E allora anche su questo dobbiamo fare. Ma io in tutti questi 4 anni non ho visto carceri aperte, se anche di questo vogliamo parlare. Non ho visto l'impegno su una pena rieducativa. E allora, siccome questo è, l'avete detto ieri, io ci credo, pur non essendo un veneto di origine, di nascita, che è il Parlamento dei Veneti, io mi rendo conto che non possiamo farci carico di tutti i problemi della sicurezza nazionale, ma se non siamo neanche in grado di farci carico di quella piccola unghia che vi chiedevamo per poter dire qualcosa di più sulla nostra sicurezza, e allora vuol dire che anche stasera io me ne andrò a casa e sarò deluso. Grazie. Consigliera Cendron, prego, lei la parola. Presidente, colleghi, mi piace mutuare questa immagine dal linguaggio marinaresco, anche se ci sono colleghi che per provenienza di provincia ne sanno molto più di me. Chiunque appunto conosce il mare sa che quando le correnti cambiano e le acque si fanno più profonde, la prima cosa da fare è fare il cosiddetto punto nave. Serve a capire dove siamo, dove stiamo andando e se le decisioni prese ieri sono ancora valide oggi. E questo assestamento di bilancio rappresenta esattamente quello che è il punto nave della nostra Regione. La domanda che dobbiamo porci in quest'Aula, con franchezza, con senso di responsabilità, è molto semplice. Che cosa deve fare la Regione Veneto? Dopo anni che sono stati comunque complessi e segnati da situazioni di crisi sovrapposte, quando finalmente disponiamo di una possibilità concreta e consistente di investimento, e su questo appunto mi sembra che abbiamo riconosciuto questo come un elemento positivo. Cosa fa? Aspetta? Rinvia? Amministra la quotidianità? Oppure ha l'ambizione e il coraggio di scegliere? L'assessore ci ha spiegato che bisogna attendere settembre per avere una maggiore chiarezza. Però per noi delle civiche venete la risposta è chiarissima. Quando c'è una comunità che attraversa una fase di trasformazione profonda, la politica non deve limitarsi a galleggiare sull'esistente, deve avere questo coraggio di decidere. Ed è esattamente questa che sentiamo un po' come una mancata occasione dell'assestamento che ci troviamo a discutere. Il punto politico non è semplicemente che ci sono finalmente delle risorse disponibili a bilancio. E il punto vero è che queste risorse arrivano in un momento storico in cui il Veneto ha bisogno di una rotta chiara e di un segnale forte, che sia a luglio o che sia a settembre. Cerchiamo appunto di dare chiaramente quelli che sono gli indirizzi. Un segnale chiaro ai cittadini che vivono l'impatto dell'inflazione e la tenuta dei servizi, un segnale ai comuni messi a dura prova dalle emergenze sociali, un segnale alle nostre imprese schiacciate dai costi energetici, un segnale ai nostri giovani che chiedono ragioni valide per rimanere a costruire qui la propria vita. Invece quello che vediamo in questi documenti è ancora una volta una scelta di prudenza amministrativa che temo possa diventare rischiosa. Perché, colleghi, fuori da quest'Aula la realtà non aspetta le nostre verifiche o la prossima variazione di bilancio, le famiglie che faticano a arrivare a fine mese non possono aspettare, i giovani che valutano se restare o emigrare non possono aspettare, le imprese e i sindaci non possono aspettare. E allora dobbiamo dirlo a voce alta. Anche la scelta di stare fermi, anche la scelta di non decidere è una scelta politica, è una scelta di non usare fino in fondo quelle leve di cui la Regione dispone.
Noi non pensiamo che la Regione debba agire come un pronto soccorso finanziario che distribuisce risorse a pioggia e a emergenze che sono già esplose. Pensiamo però che una Regione moderna debba saper anticipare i problemi, prevenire, programmare, accompagnare i territori per rendere le comunità locali ancora più forti, ancora più autonome. E questo principio vale prima di tutto per i comuni. Sottovalutare il ruolo delle amministrazioni comunali è un errore. I comuni non sono un livello burocratico secondario o l'ultimo anello di una catena decisionale. Sono il luogo primario in cui i cittadini incontrano le istituzioni. Quando un anziano è solo, quando una famiglia vive delle difficoltà economiche, il primo riferimento non è né Palazzo Balbi né Palazzo Ferrofini, è il proprio municipio, è il proprio sindaco, i propri uffici dei servizi sociali. I nostri sindaci sono la prima trincea del sistema pubblico e una regione forte non accentra le competenze, ma mette i territori nel modo migliore di funzionare. Ed è con questa logica che abbiamo presentato un emendamento dedicato ai piccoli comuni e alla transizione energetica in particolare. Proponiamo di destinare direttamente delle risorse ai comuni a minor demografia per realizzare impianti fotovoltaici ed energetici sugli edifici pubblici a partire da scuole e dai municipi. Non è una misura secondaria. La transizione ecologica non può solo rimanere uno slogan per i convegni oppure appunto un linguaggio che mutuiamo perché l'Unione Europea ce lo richiede, ma deve diventare un beneficio concreto. Un comune che autoproduce energia abbatte le bollette e libera spesa corrente e ogni euro risparmiato sulla bolletta di un edificio pubblico è un euro che il sindaco può destinare a un servizio sociale, a una scuola o alla manutenzione del territorio. E il medesimo approccio l'abbiamo applicato anche al nostro tessuto economico, a una proposta per le nostre piccole e medie imprese. Il Veneto sappiamo che è diventato grande proprio grazie al coraggio dei nostri imprenditori, degli artigiani, dei lavoratori e oggi però affronta davvero una situazione complessa con un sacco di sfide inedite. L'incertezza dei mercati, soprattutto quello che è il costo dell'energia, che mina quella che è la competitività rispetto ai concorrenti esteri. Per questo abbiamo proposto anche un'ulteriore misura straordinaria per incentivare l'autoproduzione energetica nelle piccole e medie imprese venete. Non chiediamo contributi a pioggia o assistenzialismo, ma interventi sulla competitività delle nostre imprese. Permettere a una piccola e media impresa di produrre in casa propria l'energia di cui ha bisogno significa abbattere quelli che sono costi fissi. E un'impresa che abbatte i costi di gestione non chiude, continua a investire e conserva posti di lavoro qualificati. Il lavoro è sicuramente il nodo cruciale per il futuro del Veneto. La nostra regione rischia di trovarsi l'imprenditoria ingabbiata in una contraddizione enorme. Da un lato ci sono imprese che cercano competenze che non trovano e dall'altro ci sono migliaia di giovani qualificati che lasciano il Veneto perché non trovano condizioni retributive adeguate e lavorative adeguate. I dati sul calo demografico e sui pensionamenti sono un allarme molto chiaro. Nei prossimi anni perderemo una quota imponente di forza lavoro e la domanda non può essere che questa: che Veneto vogliamo consegnare ai ragazzi che studiano nelle nostre università? Una terra da cui fuggire o una comunità in cui costruire un progetto di vita? Non basta dirlo nei discorsi ufficiali che i giovani sono il nostro futuro, servono strumenti immediati. Serve un piano regionale per il capitale umano, tra formazione, università e imprese. Servono politiche sul diritto allo studio e sulla residenzialità studentesca.
Serve un sistema di trasporto pubblico locale efficiente ed accessibile e insieme ai giovani c'è l'altra faccia della medaglia, quello dell'invecchiamento della popolazione. Il Veneto è tra le regioni più longeve dell'Europa, è un valore ma genera anche responsabilità precise. Non possiamo continuare a gestire la non autosufficienza come una perenne emergenza, lasciando le famiglie sole sostenere il peso della cura. Serve un piano regionale per la non autosufficienza che integri sanità, sociale, comuni e terzo settore, potenziando l'assistenza domiciliare. Una società si misura proprio da come sa prendersi cura delle sue componenti più fragili e sono felice delle aperture che ci sono in questo senso, ma non basta. E affrontiamo anche il tema delle grandi scelte infrastrutturali su opere su cui è stato dibattuto molto anche nella giornata di ieri, come la Pedemontana o l'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Nessuno nega il valore delle infrastrutture o dei grandi eventi, ma proprio per la loro rilevanza la politica ha l'obbligo della trasparenza e del rigore. I rilievi della Corte dei Conti sugli equilibri finanziari della Pedemontana non possono essere liquidati con superficialità. Ogni risorsa assorbita da maggiori costi o squilibri di gestione è un euro sottratto alla sanità, alle liste d'attesa, al sociale e ai trasporti. Lo stesso vale per le opere olimpiche. Un evento è un'opportunità se viene lasciata un'eredità sostenibile, non se genera debiti futuri. La buona amministrazione garantisce la sostenibilità finanziaria delle opere nel tempo, così come garantisce la tutela del territorio, promuovendo rigenerazione urbana e il recupero dell'esistente. Il giudizio che esprimiamo su questo assestamento non nasce da un'opposizione preconcetta, ma dall'idea e dalla convinzione che il Veneto meriti e possa fare molto di più. Questa regione dispone davvero di energie straordinarie, e amministratori locali che sono dediti, un tessuto imprenditoriale dinamico, un terzo settore indispensabili e giovani preparati. Bisogna avere il coraggio di tracciare una nuova direzione politica. Chiediamo a questa maggioranza un Veneto che mette davvero al centro le persone e i servizi, un Veneto che considera i comuni come partner strategici, un Veneto che sostiene le imprese nella transizione energetica, un Veneto che offre ai giovani ragioni concrete per restare, un Veneto che gestisce le risorse pubbliche con trasparenza e con rigore. Non cerchiamo di gestire solo l'esistente o non accontentiamoci. Non neghiamo appunto quella che è una perplessità nella postura della Giunta, ma ribadiamo quella che è la piena disponibilità a collaborare ogni volta che quest'Aula vorrà trasformare le risorse pubbliche in risposte concrete per i cittadini veneti. Perché alla fine credo che il nostro compito sia uno solo, non difendere una posizione politica, ma meritare la fiducia delle persone che rappresentiamo. Grazie. Grazie consigliera, la parola alla consigliera Sambo. Sì, grazie. Nel corso di questi ultimi giorni più volte ci avete detto che non vogliamo in qualche modo parlare del Veneto che ce la fa, del Veneto vincente, dei vari Veneti insomma, che descrivete appunto con questa definizione dei Veneti che vincono, che ce la fanno. Non è che non ce ne vogliamo occupare, è che è troppo semplice alle volte occuparsi di chi ce la fa. Molto più difficile e più complesso è occuparsi invece di chi non ce la fa. E quindi non è che noi non vogliamo riconoscere le nostre eccellenze, a partire ovviamente, come abbiamo detto, anche da quelle sanitarie e quindi dal nostro personale che ringraziamo e continuiamo a ringraziare, e tutti gli operatori. Ma è evidente che bisogna anche parlare delle difficoltà di questo Veneto che da locomotiva d'Italia, abbiamo visto, invece si è arenato e si è fermato. E altri consiglieri prima di me hanno proprio parlato da quelle imprese che ormai non ce la fanno, ed è per questo che nella serie della manovra emendativa
ci occupiamo non solo di sociale, che è un tema fondamentale che abbiamo detto, ripetuto e ribadito ed è certamente parte integrante della nostra manovra, ma anche di quelle imprese, quelle piccole imprese che hanno sempre caratterizzato poi la nostra regione, che di fronte alla transizione energetica e di fronte alla necessità di rinnovarsi non ce la fanno e che purtroppo in questi anni sono state abbandonate anche da questa regione, e i dati anche economici purtroppo ce lo dicono. Avere, l'abbiamo detto più volte, i conti in ordine, bene, necessario, ma non è sufficiente nel momento in cui c'è un Veneto che soffre. Partiamo da uno dei temi, ed è la cifra più importante che poi noi vogliamo investire nella manovra emendativa, della questione relativa alla casa. Proprio nelle scorse settimane abbiamo ascoltato le ATER che ci hanno descritto una situazione preoccupante, molto preoccupante. E allora riporto solo alcuni dati che siamo riusciti insomma appunto a reperire da queste audizioni. Sono circa 950 milioni quelli che dovrebbero spendere le ATER per sistemare le case attualmente sfitte. Togliamo anche il caso Venezia, che è il caso più eclatante insomma, all'interno della regione e che certamente ha le sue peculiarità, comunque sono 600 milioni di euro quelli che dovrebbe investire la regione per ristrutturare le case. Sapete quanti le ATER ne hanno spese nello scorso anno per sistemare il patrimonio edilizio abitativo? 15 milioni. Quest'anno è prevista appunto una manovra che però riguarda solo 25 milioni, l'abbiamo detto più volte, il patrimonio ERP, per un totale di 50 milioni. Per questo abbiamo chiesto di raddoppiare questo investimento, che comunque non è sufficiente, ma inizia a dare una risposta che è quella necessaria all'interno del nostro territorio, dove sempre più famiglie non ce la fanno ad accedere a una casa e sempre più giovani per tante ragioni scappano, e una di queste ragioni è quella ovviamente del lavoro, è quella ovviamente delle opportunità lavorative, ma è anche quella della difficoltà o impossibilità di avere e di trovare una casa. Abbiamo parlato più volte delle famiglie e della questione relativa alle case di riposo, una situazione enorme all'interno del nostro territorio e dove solo la punta dell'iceberg sono le 9.000 persone veneti in attesa di una impegnativa di residenzialità. Ma lo abbiamo ricordato più volte, in realtà questo è solo un piccolo dato rispetto alle esigenze enormi degli anziani non autosufficienti che non ricevono una risposta e che sono più di 300 milioni all'interno di questa nostra regione. Noi dobbiamo iniziare a parlare anche di loro e dobbiamo iniziare ad occuparci appunto anche di chi non ce la fa, non solo per i nostri anziani che hanno dato tanto poi a questo Veneto, ma anche ovviamente per coloro che devono occuparsene dopo, perché queste risposte che il Veneto non sta dando alla fine ricadono sempre sulle famiglie e in particolare, lo ripetiamo spesso, ricadono sempre sulle donne. La questione dei giovani veniva ricordato anche da chi mi ha preceduto, un tema importante, essenziale all'interno di una regione dove ogni anno milioni di ragazzi abbandonano la nostra regione e hanno difficoltà addirittura ad accedere al diritto allo studio. Pensiamo solo che da una delle ultime commissioni dove abbiamo ascoltato i tecnici, quest'anno mancheranno per le borse di studio dei nostri giovani, quindi quei giovani meritevoli, quei giovani che hanno diritto di ricevere le borse di studio, 14 milioni di euro. E allora anche per questo all'interno della nostra manovra emendativa chiediamo di intervenire con urgenza e bisogna farlo ora anche per dare respiro e anche solo per dire a questi giovani che queste borse di studio ci saranno, perché ricordo che in questi anni sono state promesse, questi giovani alle volte hanno anche vinto sono entrati anche in graduatoria e ne avevano diritto, ma ricordo che nel 2023 queste borse molti giovani non le hanno mai ricevute e c'è chi ha abbandonato gli studi perché non ha ricevuto quelle borse di studio e c'è chi adesso
nella incertezza di ricevere le borse di studio non si iscriverà all'università, e questo sono dati e segnalazioni che continuiamo a ricevere. C'è la questione enorme ovviamente del sociosanitario, e quindi benissimo ha fatto prima la collega Luisetto a ricordare la questione relativa alle ATS, che hanno necessità di più risorse, anche perché insieme alle case della comunità dovrebbero far rinascere in qualche modo il sistema sociosanitario veneto, ma se non ci sono risorse nelle case di comunità dove stiamo andando e dove pur nella fatica e nell'impegno di tutti gli operatori sanitari non ce la si fa adesso, nel senso che o non ci sono i servizi oppure è una semplice fotocopia di quelli che era precedenti, se nemmeno nelle ATS che continuiamo, diciamo, a rinviare ci sono risorse, ci sono investimenti, noi continuiamo sempre di più in questo Veneto a non occuparci in particolare ovviamente delle fragilità e delle marginalità, che però incidono direttamente anche poi sulla economia, perché è evidente che chi, lo ricordava bene sempre la consigliera Luisetto ieri, proviamo a cambiare il paradigma. Se noi non ci occupiamo delle situazioni di fragilità, lasciamo solo le famiglie, e queste famiglie poi non potranno impegnarsi nella loro impresa, nel loro lavoro, eccetera, perché dovranno invece occuparsi delle situazioni di fragilità e di marginalità presenti all'interno del loro nucleo familiare. E pensiamo in particolare alle donne. Questo non lo diciamo noi, lo dicono tutti i dati nazionali e internazionali. Se più donne lavorano, anche il PIL e l'economia locale e nazionale aumenta. Eppure non solo questa regione, ma anche questo Stato continua a non investire nelle donne, a partire ovviamente dai servizi per l'infanzia, ma anche appunto a tutti quei servizi di cura che servono per sollevare, è certamente una grande questione culturale, ma è anche una grande questione di investimenti. Torneremo appunto con tutta questa manovra emendativa che abbiamo provato a fare anche con piccoli segnali o grandi segnali, come appunto quello sulla casa, ma anche quello sugli investimenti degli edifici scolastici, che sono magari cifre più grandi, ma anche con emendamenti magari un po' più piccoli, ma per dare un segnale, ecco, di ripresa, di impegno e di attenzione. E mentre in questi giorni la maggioranza continuate a litigare per chi si prende le responsabilità di difendere il passato, e lo abbiamo visto oggi, per di più non sono presenti né il Presidente Stefani né il Presidente Zaia, nessuno oggi si sta assumendo la responsabilità del presente. E allora, mentre non decidete, e anche con l'assenza di impegno di questo avanzo non decidete per i vostri conti interni, noi ci proviamo attraverso la manovra emendativa. Grazie. Consigliere Baldan, poi Lovat. Grazie Presidente, consiglieri. Solo un breve intervento, ero già intervenuto in questi giorni, un po' a commento, no, di quelle che sono state le decisioni della Giunta. Rimembrando alcune situazioni di lavoro pregresso, mi sono tornate in mente alcune cose che oggi vi sottopongo. No? Uno slogan diceva "looking ahead", guardando in avanti. Un altro diceva "ambitious e courageous", essere un po' o in qualche modo ambiziosi e coraggiosi, cioè trovare un modo in questo momento storico sia per l'avanzo di bilancio di Regione Veneto, che ci fa particolarmente piacere, sia momento storico perché la situazione economica per vari motivi non è brillante, soprattutto anche per la nostra regione e lo sappiamo bene, soprattutto dal lato dei costi energetici di varia tipologia. E quindi per un momento ho pensato che con l'avanzo di bilancio, in particolare se ce ne fosse stato o se ce ne sarà
diciamo dal lato corrente più che dal lato vincolato, ma va bene anche dal lato vincolato per alcune cose, ho pensato che Regione Veneto osasse un po' di più e diventasse un po' anticiclica e dicesse: in questo momento storico abbiamo conseguito questo bel risultato, allarghiamo i cordoni della borsa e distribuiamo qualcosa immediatamente. E invece ho avuto la sensazione di ritornare al mio vecchio passato. Sono entrato qua dentro, ho pensato per un momento di dire: ma sono tornato a lavorare in banca, perché tutto è improntato alla sana e prudente gestione che, se voi andate a prendere qualsiasi prospetto, qualsiasi regolamento, i modelli che regolano le banche italiane, Banca Italia nomina in prima battuta sana e prudente gestione. Ci mancherebbe altro, chi è che non vuole che sia sana e prudente gestione? Fatto sta che poi, e lo ricordo sempre, perché anche di questo dobbiamo tenerne conto, questa sana e prudente gestione ha fatto sì, circa 6-7 anni fa, che 2 banche venete che avevano attivi per oltre 10 miliardi di euro sono saltate dalla notte alla mattina, e questo pesa ancora su questa situazione, su quelle che sono le esigenze soprattutto a livello imprenditoriale. Allora mi auguravo che Regione Veneto in qualche modo su questa parte qui, vista che è stata, diciamo, va dato merito, che ha avuto l'abilità comunque di tenere i conti in ordine, di avere ovviamente parametri a posto da quello che sono le esigenze, diciamo, contabili, e agisse come contrappeso di questa parte qui. Ci sono momenti in cui la prudenza non è mai un difetto, ci mancherebbe, ma ci sono momenti in cui i cordoni della borsa bisogna anche osare aprirli, non si possono tenere fermi, e anche 1 mese, 2 mesi, 3 mesi di differenza possono essere importanti. Io ieri, e mi fa piacere che sia qui anche oggi, e sapevo dove era l'inghippo, no? Sappiamo dov'è l'inghippo. Ieri l'assessore al bilancio diceva: ma su Pedemontana noi, insomma, non è il problema dell'aggiornamento Istat del canone, e ci mancherebbe che fosse il problema l'aggiornamento Istat del canone. Di cosa stiamo parlando? Di $500.000 di euro, di 1 milione di euro? Non lo so, perché aggiornamenti, insomma, l'inflazione cresce, siamo in Veneto, è abbastanza alta, oltre il 3%, oltre la media nazionale, però questo non è un problema. Il problema sono i 42 milioni di accantonamento, è evidente. Sono 42 attuali, saranno 42, non lo so, perché ovviamente il traffico, che è il supporto principale ai ricavi di questa superstrada, e non so se sarà lo stesso da qui ai prossimi mesi, visto il caro carburanti, visto che, poi magari lo diremo anche in sede di emendamento, anche in Veneto, così come a livello nazionale, i modelli di lifestyle, ormai chiamiamoli così, attuali di vacanza dei nostri concittadini, essi sono di molto modificati. E allora, e chiudo e ritorno sul pensiero di ieri, io effettivamente, al di là delle disquisizioni politiche legittime che ci possono stare, ritorno a dirvi quello che di fatto era emerso: quegli a livello di avanzo amministrativo, quegli accantonamenti hanno pesato e pesano e molto, e mi auguro siano pesati per difetto e non per eccesso, e a ribadirvi che, per quanto, ripeto, la prudenza sia una virtù, probabilmente sotto l'aspetto finanziario sicuramente, per quanto la prudenza sia una virtù, forse con un po' più di lungimiranza in questo momento su alcuni capitoli importanti, soprattutto, ripeto, dal lato energetico, che rappresenta una situazione estremamente complessa, e dal lato anche, lo metto non dei cittadini, ma probabilmente dal lato imprese. Io so che noi non siamo certamente una regione a statuto speciale, ma il Friuli Venezia Giulia ha stanziato oltre 14 milioni di euro
sul caro carburanti. Ora non mi aspettavo che noi stanziamo 14 milioni, non ce li abbiamo ovviamente, bisogna essere onesti, però qualcosa avevamo, io credo si potesse fare da questo punto di vista, anche se mi rendo conto che in uno scenario complesso come quello attuale sia difficile poi quantificare, potrebbe essere che quello che metti adesso sia anche insignificante, però io credo che visto l'avanzo di bilancio e visto il fatto per una volta di avere questa disponibilità di risorse, essere un po' più ambitious e courageous forse era la soluzione migliore. Grazie. Grazie, consigliere Lovat. Poi Montanariello, se volete avvisarlo. Grazie Presidente. Gentili colleghi, noi di Resistere Veneto non siamo stati eletti per fare opposizione, siamo stati eletti per offrire una visione diversa, che proviene dal popolo veneto, diversa rispetto allo schema conclamato, consolidato, di contrapposizione tra destra e sinistra, maggioranza e opposizione. C'è un'esigenza diffusa, abbastanza da mandare qui 2 rappresentanti, di esprimere anche delle posizioni che possono essere a volte di contrapposizione, a volte alternative, a volte anche complementari. Dal punto di vista amministrativo, per esempio, la nostra impostazione, la nostra vocazione è quella della gestione oculata, del buonsenso, di far quadrare i conti, e però senza far venire meno la vicinanza alle fasce più bisognose della popolazione, oppure senza dimenticare che ci sono delle urgenze sul territorio che presentano la necessità di un intervento immediato. Ecco perché gli emendamenti che noi sottoporremo in questa situazione, in questa occasione o anche nelle successive, perché se non vengono accolti adesso possono venire accolti la prossima volta oppure la volta dopo ancora, sono emendamenti che hanno a che fare con bisogni impellenti, affinché in quest'Aula almeno siano state portate queste esigenze e non ci si trovi magari davanti a situazioni disastrose, catastrofiche o degenerate in maniera preoccupante che non sono mai state poste all'attenzione. Vedrete che in questa sessione noi abbiamo presentato solo 3 emendamenti e sono per 3 fatti estremamente impellenti, dopo avrò modo di esprimerli, di illustrarli. Per quanto riguarda invece il piano politico, dove si confrontano le idee e le visioni del mondo, lì noi vorremmo essere la coscienza popolare di quest'Aula. Vedete, io mi sono trovato in una situazione un po' paradossale ieri. Voglio ringraziare pubblicamente, dopo averlo fatto personalmente, il collega Enoch Soranzo, che ieri mi ha tolto da una situazione di conflitto interiore. Io ho assistito ieri a un combattimento furibondo tra posizioni contrapposte e probabilmente io non sono abituato a questo. Effettivamente poi il collega Soranzo ci ha riportati a quello che era l'oggetto della sessione dei lavori. In una situazione del genere noi vorremmo dimostrare che possiamo parlare tranquillamente con la sinistra quando questa assume posizioni socialdemocratiche, laburiste. Magari se riscoprisse quella vocazione delle sinistre europee a essere anche autonomista contro i centralismi nazionalisti, perché su quel terreno noi ci troveremo sempre disponibili a colloquiare e a essere anche costruttivi. Non vi seguiremo mai invece sulle istanze globaliste o radicali tipiche di una determinata impostazione che è avversata fortemente dalla grande maggioranza del popolo veneto, se mi permettete, senza voler fare affatto il maestro perché parlo in casa vostra, e secondo me il motivo per cui
continuate a rimanere nettamente minoritari quando anche dal punto di vista delle proposte amministrative siate una compagine secondo me straordinaria, ve l'ho detto anche personalmente in qualche caso in cui ho trovato veramente delle gran brave persone e me ne felicito perché altrimenti da casa a volte si hanno dei pregiudizi che si costruiscono senza la conoscenza delle persone. Io vedo una compagine di persone preparatissime, brave, dei galantuomini, delle donne combattive, serie che studiano. E però ecco, visto che ieri si è parlato anche di politica e a volte di massimi sistemi, credo che il popolo veneto, che ha una cultura sua specifica, sia refrattario a quell'ambito, ma ci ritorno se siamo su tematiche di tipo socialdemocratico, di tipo laburista, e lo ribadisco, in sintonia con le sinistre europee, anche con attenzione al territorio concreta, quindi in chiave autonomista, con noi avrete sempre la possibilità di lavorare costruttivamente assieme. Nei confronti del centrodestra, della maggioranza, io vorrei essere, spero, assieme al collega Riccardo Sunski, una sorta di grillo parlante che a volte vi mette in evidenza quelle che sono le vostre stesse contraddizioni, nella speranza che la reazione non sia quella di Pinocchio che ci ammazza con una martellata contro il muro, ma che prendiate in considerazione quelle che sono delle evidenze che mettiamo sul tavolo, perché a volte sembra che ci sia discordanza tra ciò che dite e ciò che poi effettivamente votate. Per cui, tornando alla concretezza estrema, noi saremo disponibili in fase di bilancio a offrire una collaborazione sincera, a dire di no dove riteniamo vada detto di no, a dire volete anche voi prendere in considerazione queste proposte, ben venga. Non c'è contrapposizione preconcetta, c'è anche disponibilità a colloquiare. L'importanza per quanto ci riguarda è avere sempre in mente che siamo qui a cercare di fare il bene del popolo veneto e a non far prevalere gli interessi di una parte o dell'altra, proprio perché noi rigettiamo, è un po' l'elemento di novità di Resistere Veneto, rigettiamo proprio la logica del partito che secondo noi è proprio superata nell'ambito della democrazia. Grazie. Grazie, la parola al consigliere Montanariello, poi Manildo. Grazie Presidente, ma inizio questo discorso con una sottolineatura a carattere costruttivo ovviamente, ma non polemica, segnalando il fatto che anche oggi manca il Presidente Stefani. Magari prima di fine seduta apparirà, ce lo auguriamo, ma perché dico questa cosa qui? Non certo, colleghi, per un cenno polemico, ma perché il primo discorso di insediamento del Presidente, che è stato anche acclamato, lo abbiamo anche applaudito, anche noi, anche da questi banchi, ha detto ridarò centralità, ridarò dignità, io ci sarò sempre, come per dire, no, come diceva il collega Dal Bianco l'altro giorno, dico a suocera per non intenda, no, come per dire dietro, guardate che io ci sarò, faccio mica come st'altro che era il presidente più assente d'Italia, mi so meglio, mi che sarò. E invece devo dire che l'unica cosa che c'è in continuità tra il vecchio presidente della regione del Veneto e quello nuovo è che tutti e due non vengono in aula. Allora, io questa cosa mi sento per onestà intellettuale di segnalarla, perché quando tu ti avventuri su un terreno e vuoi cavalcare alcune posizioni rendendole forza del tuo operato, non puoi permetterti di scivolare su quelle posizioni. Ok? Allora, chi esordisce dicendo io ci sarò sempre, possiamo dire che stiamo discutendo certamente non di cifre da paragonare all'ana caprina, ma neanche di cifre che cambiano il mondo, ma di cifre importanti, in un inizio legislatura, con un Presidente che, a differenza di chi si è trovato ad amministrare in altri momenti difficili, mi viene in mente i sindaci col patto di stabilità ad esempio, si trova anche una cospicua somma che gli permette di poter fare, seppur con una serie, come Giacinti ama sempre ricordare, di vincoli, alcune azioni a carattere politico. Quindi il primo elemento credo che è questo, ma la chiuderei dicendo che non è un'osservazione di carattere polemico,
ma è un'osservazione di carattere puramente politico. E su questo devo dire che mi sento un po' deluso dal Presidente Alberto Stefani, perché se quel giorno ci ha strappato l'applauso dicendo io ci sarò sempre, no? Non so mica come quello di prima che andava in giro a fare tutt'altro tranne che il Presidente in aula, lui è uguale, almeno a questo punto del percorso. Quindi quando uno dice no ma tutti uguali, quando si siedono là si dimenticano di tutto, quella sedia deve avere qualche patologia secondo me che ti porta a non venire in aula, che uno dice meglio che non vado e non mi siedo. Quando si siedono su quella sedia là sparisce. A me pare la sedia del mago Merlino, no? Che fa va biga biga va boom boom e spariva l'uomo, con questa là sparisce, quindi quella sedia che deve avere qualcosa che non va, magari quando rientra il dottor Valente chiedete di cambiarla, magari con quella nuova c'è un po' più attrazione a venire. Ma torno sui temi che in qualche modo dovrebbero essere, per quanto noi consideriamo, elemento centrale del dibattito di questi giorni. Il primo, per fortuna abbiamo un po' di tempo, non per essere ripetitivi, ma possiamo anche riprendere alcuni concetti che in questi giorni li abbiamo detto, ma li ridiciamo non per essere ripetitivi, ma per sottolinearli a carattere rafforzativo, vista e data la loro importanza politica e pratica. Primo, il confronto per capire da quella parte, senza se e senza ma, la visione politica dove state guidando questa regione. Qual è? Ripeto, in un'aula ci si dovrebbe confrontare, invece qua assistiamo, nel migliore dei casi, a un monologo da chi siede alla sinistra dell'aula, nel caso meno migliore a qualcuno che si sente offeso reagisce, nel caso un po' meno migliore di qualcuno che magari sbrocca, poi all'eccellenza veneta che fa baruffa tra voi altri. Cioè questo è il dibattito di sti giorni. Una regione che ha da gestire 150 milioni fa un dibattito solo la minoranza, o la maggioranza per dir di parola alla minoranza perché magari ha detto qualcosa che si sono offesi, legittimo, o fate baruffa tra voi, se dopo non addirittura provare a fare anche qualche regolamento di conti territoriale tra un discorso e l'altro, come per dire, no, capisci a me, va che là a Vicenza non si fa così, mi te lo dico. Noi ci saremmo aspettati qualcosa di più, noi ci saremmo aspettati un passo in avanti, ci saremmo aspettati a inizio legislatura che qualcuno ci venisse a dire qual è la visione che avete di questa regione, anche una visione che magari non può essere realizzata in tempi brevi perché c'è una mancanza di risorse, ma la visione qual è? Il tema della casa che prima citava la mia collega, in una realtà dove noi abbiamo solo Venezia che la lasciamo a parte perché solo quella ha bisogno di 300 milioni per essere aggiustata. Allora togliamo Venezia perché sarebbe come buttare una briscola sui conti, togliamola, vogliamo fare un esercizio di democrazia vero e leale nel confronto, quel confronto che voi negate non perché non sapete darcelo ma perché non avete idea di dove state guidando questa regione. Tutto il resto del Veneto ci vogliono qualche centinaio di milioni di euro, giusto? Abbiamo qualche migliaio di case chiuse, cioè scusatemi, ma la vostra proposta sulla casa qual è? I 49 milioni di fondi da impegnare entro fine anno e che dopo vanno spesi e rendicontati entro l'anno solare dopo ancora? Tra l'altro non ERP? Cioè è questa la vostra proposta di casa? Se la vostra proposta di casa è questa, io sono un po' allarmato dall'annuncismo del Presidente Stefani quando aveva detto che avrebbe risolto tutti i problemi del Veneto il grande piano casa di Stefani. Su questo devo dire che sicuramente una vicinanza con il suo segretario di partito Salvini ce l'ha, perché quando fanno un annuncio pare che ha risolto i problemi del mondo. Il grande piano casa di Stefani, colleghi della Giunta, in assenza del Presidente, ce lo volete dire visto che siamo in sede di bilancio o no? Qual è questo grande piano casa che ha tenuto più banco sulla stampa che in aula? È normale annunciare il grande piano casa del Presidente della Regione e non discuterne in aula? No, perché abbiamo criticato quello prima che doveva andare alle presentazioni dei libri per poterci parlare. Ma sto qua che non scrive neanche a libri, dove se lo andremo a torre? Dove andremo a Ciaparro per parlare?
ma cost'altro ti seguivi la pagina, ti vedevi dove presentavi il libro, ti presentavi là, ti fai un po' di casino e ti parlavi. Sto qua che non scrive neanche libri, dove andiamo a trovare sto presidente per parlare? No, perché ragazzi, qua pensate che si fa ironia, ma la verità è che avete dato un'illusione alla gente annunciando il grande... Qual è questo grande piano casa? No, perché la prossima volta, Presidente, mi verrebbe da venire con una scatola di Lego, dire Presidente Stefani, intanto cominciamo a costruire queste, dopo, Assessore, se ha voglia, ovviamente la ringrazio per la sua presenza qui, lei e gli altri colleghi presenti, ma il piano casa di Stefani sono quei 49 milioni di euro distratti da una parte e messi all'altra che dobbiamo impegnare entro fine anno e dobbiamo spendere entro l'anno dopo. Chiedo per un amico, cioè, ditecelo, magari dite, guarda Montanariello, tu non capisci niente, noi abbiamo trovato un tesoretto nascosto, siamo andati con l'assessore Venturini per bonificare una riva, abbiamo trovato una miniera dei diamanti e adesso fermo case con fotovoltaico e pannelli solari per tutti. Secondo elemento, l'impresa continua a dire noi siamo orgogliosi della nostra impresa, ma davvero, però è un dato che è stato citato anche all'interno dei BES del bilancio, che in Veneto c'è un'impresa sempre più solida che cresce e conquista mercati esteri e c'è un'impresa sempre più fragile che tende a chiudere. Tra l'altro, vorrei ricordare che il Veneto, sempre dati del bilancio, quello che ci avete portato quest'anno, abbiamo approvato il 2025 famoso. Siamo in recessione da 24 mesi. Siamo tecnicamente in recessione da 24 mesi. Cala l'occupazione femminile, cala la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, aumenta il lavoro povero, aumenta il lavoro insicuro, aumenta il lavoro precario. Ripeto, non sono dati del centro studi Compagnie Rivoluzionarie Armatevi e Partite, sono dati che erano scritti sul bilancio che ci avete dato e che poi abbiamo approvato. Esiste una politica industriale in questa regione? Cioè, la politica industriale di questa regione qual è? Fare i bandi dei distretti del commercio? Presidente, credo che ci sia una riunione da quelle parti. So che non ho una voce bella da ascoltare, però... Onestamente non sento tutto. È perché lei è un po' più lontano, Presidente, io che sono più vicino. I colleghi devono stare... No. Consigliere Lanzarin. E allora... Se può uscire... Grazie, prosegua. Allora dico, qual è la politica industriale di questa regione? Il bando del commercio? Qual è la politica industriale? Il bando che farà adesso l'assessore Bitonci mettendo soldi sull'industria, il bando di imprenditoria femminile, il bando di imprenditoria giovanile? Qual è la politica industriale di questa regione? Tra l'altro fate anche cose per complicare la vita alla piccola e media impresa in questa regione fatta di piccola e media impresa, perché meno di un anno fa è stato fatto un bando sull'imprenditoria femminile. Siccome ogni anno si fa imprenditoria femminile, giovanile, quest'anno dice l'assessore Bitonci facciamo di nuovo femminile. Va benissimo, nessun problema. Ma gli abbiamo detto, visto che ste povere attività, i gapagà, i commercialisti e tecnici per fare il bando 4 mesi fa, continua con quella graduatoria se rifai sempre l'imprenditoria femminile. Tecnicamente era possibile, confermato dagli uffici, no, facciamo un bando nuovo. Adesso dovete spiegarmi se la vostra politica industriale è fare i tavoli delle semplificazioni da una parte e andare a intrigare a vita all'artigiano dall'altra. Noi chiediamo la politica industriale di questa regione qual è? Perché poi non venite a dirci che la minoranza si lamenta. Chiediamo, c'è un esecutivo che viene scelto e viene pagato e lavora per la regione tra le sue varie composizioni di questo grande puzzle che ha da fare in giro per la regione. Esisterebbe anche qualche giorno dell'agenda al mese che dovrebbe prevedere che ci vengono a dire qual è la politica industriale di questa regione. Altro elemento,
Presidente, nessuno si lamenta che diciamo che in Veneto gli ospedali sono distrutti e fatiscenti, però da non dire che sono distrutti e fatiscenti a dire che tutto viaggia come un orologio svizzero, ragazzi, ce ne vuole di abisso. Noi continuiamo a ribadire che esiste un tema che finalmente, Giovanni, dopo 3 giorni di dibattito abbiamo sentito dire dalla maggioranza che esistono le liste d'attesa. Chiara, abbiamo messo 3 giorni ma alla fine l'ha ripetuto. Secondo me, fin fine mandato, la destra veneta potrà dire bene che in Matti ha ragione, che se la lista d'attesa esiste una lista d'attesa. Tra l'altro è inutile che ci venite sempre a dire ma risultiamo i primi, certo, però bisogna vedere anche come si misurano dopo i coefficienti per le graduatorie. Non stiamo dicendo che non abbiamo una buona sanità, stiamo dicendo che esiste un problema che si chiama prevenzione, c'è un problema che si chiama persone più fragili che non si curano, c'è un problema che si chiama impoverimento e quindi gente che sempre meno tenta di accedere a cose che non sono più nel... Voi provate a pensare quanta gente non va più dal dentista o quanta gente il dente se lo tira perché non ha soldi per curarlo. Cioè, è vero che il dentista non fa parte del paniere, però è anche vero, no, che in una regione come la nostra forse pensare che alcuni servizi possano essere dati. 2, stiamo ragionando su 130 milioni, ma domanda... Sì, ma quelli liberi quanti sono, Assessore? 163, bene. Meglio ancora, Assessore. Ma io dico, vi rendete conto ogni volta che parlate di sanità e dite che siamo i primi, che ci sono delle cose in questa regione che urlano vendetta? Ad esempio sulla riforma delle IPAB, noi siamo i primi, ma devi girare la graduatoria al contrario. Perché insieme alla Sicilia siamo gli unici che non abbiamo la riforma delle IPAB. Calabria. Adesso, se il nostro termine di paragone è accontentarci che noi e la Calabria non ce l'abbiamo, io dico che stiamo facendo un passo indietro. Ma in quest'Aula il Presidente Stefani, la sua Giunta e il suo nuovo gruppo di maggioranza ha un'idea se in questa legislatura si fa la riforma delle IPAB o no? O vi basta andare a tagliare i nastri quando compriamo una panchina nuova sull'ospedale? E 10 panchine, 10 nastri, 10 comunicati, 10 fotografie? O vi basta fare un comunicato stampa ogni volta che viene fatto un bando? Perché adesso abbiamo scoperto che la comunicazione, anche ogni volta che viene fatto un bando, un comunicato stampa. I bandi li ha sempre fatti, adesso scoprimo, sto giro, che ogni bando sono un comunicato stampa, che è anche importante perché si informano i cittadini, per carità, ma la riforma delle IPAB è nell'agenda di questa amministrazione regionale o no? Il fatto che siete stati l'ultima regione d'Italia ad applicare la norma sugli ATS e quest'anno la rinviate di un anno, vi fa sentire bene quando dite che esercitate un ruolo di primato? Anche là siete primi ma dovete girare la graduatoria, perché su quello siete gli ultimi d'Italia ad approvarla. Quest'anno vediamo il grande stanziamento, 70-80 mila euro per tutti gli ATS, che secondo me non si sputa dietro 70-80 mila euro, ma era una cifra così ridicola per le necessità di una manovra del genere. Però dopo abbiamo capito perché, non è mica come dico io, poi la politica la sapete fare meglio di noi. Avete detto, tanto siccome noi fasso, anche se che metto non basta, rinvio all'anno prossimo e va bene così. Sul trasporto pubblico locale, che siete l'ultima regione d'Italia in contribuzione aggiuntiva, l'ultima regione d'Italia, vi supera persino la Basilicata, vi supera la Calabria, vi supera tutti, vi supera, ma su questo chiedo, ma siete contenti che nella nostra regione la gente, se non vive in una città centrale o capoluogo, non ha diritto ai servizi di trasporto pubblico, perché non mettendo voi un centesimo aggiuntivo sul servizio le aziende sono costrette a fare solo vettori e trasporti che portano un'economia che possa sopperire alla mancanza di risorse che voi mettete?
snaturando di per sé quella che è la natura del trasporto pubblico locale, ovvero una sorta di carattere e diritto costituzionale, perché la mobilità è un diritto costituzionale che dovrebbe permettere ai cittadini per muoversi. Ma è evidente che non diamo soldi alle aziende, lo ripeto, sono tutti qua in Canal Grande a 10 euro a turista, ma il panettiere che di notte parte dall'isola gli tagliano il vaporetto. E vorrei ricordare che il trasporto pubblico locale è pagato al 65% dalla fiscalità generale. Allora, su questo, siete contenti che in questa regione abbiamo a Piazzale Roma 4 soggetti che vanno a prendere i turisti all'aeroporto a 10 euro a biglietto e non abbiamo neanche un bus che dall'asta della Romea, attraversando 40 comuni tra Padovano, Alto Rodigino, Veneziano, non hanno un bus per andarsi a curare all'ospedale dell'Angelo, dove voi col vostro piano sociosanitario avete detto che devono andare a curarsi là, perché l'avete fatto come ospedale hub della provincia. Cioè, questa è la politica del trasporto? Va benissimo. Tra l'altro, in questi giorni c'è proprio una chicca stupefacente che ci tenevo a dirla al microfono. Nel comune dove vivo, è arrivata Giovanni, nuovo assessore ai trasporti di Fratelli d'Italia, la grande manovra trasportistica che ha fatto, che mentre tutta la città chiede il bus per andarsi a curare, questa mette il bus, che se non sbaglio anche è gratuito, perché arriva, servizio pubblico, e deve andare ai campeggi. Ai campeggi, ai campeggi, ai campeggi, ai campeggi. Cioè, il campeggio è più importante dell'ospedale. Se questa è la vostra idea di trasporto, io sinceramente incomincio a pensarla come l'autonomia, dove per anni ce l'avete chiesto omettendo alcuni dati empirici. Avevate l'autonomia per poter raggiungere le borse sui medici di medicina generale e se andate sul sito del Ministero, siamo 0,18 ogni 100.000 abitanti, ultima regione d'Italia che ha investito nelle borse dei medici di medicina generale. Abbiamo fatto una società ferroviaria veneta, sistemi territoriali, perché è giusto, è Stazione del Veneto che ha da gestire le aziende venete. Dopo anni l'avete chiusa perché non funzionava e l'allora assessore De Berti ha applaudito all'arrivo delle RFI che finalmente verrà a risolvere tutti i problemi quali creati da un'azienda 100% regionale, con la governance nominata dal Consiglio regionale, che l'abbiamo chiusa perché non funzionava. E abbiamo l'autonomia sul trasporto e siamo l'ultima regione d'Italia nel mettere i soldi, eppure l'abbiamo dal 98, con la 25 del 98. Ci siamo presi 500 chilometri di strade da ANAS, abbiamo fatto la corsa per poterli dare in Drio e alla fine abbiamo fatto il giro delle 3 carte, dove alla fine ce ne abbiamo anche perso perché ci siamo presi le provinciali che costa di più asfaltarle e gli abbiamo dato le regionali. Questi sono 4 esempi di dove voi avete già l'autonomia e avete fallito. Nelle 4 materie che voi avete l'autonomia siete ultimi d'Italia. Trasporto pubblico, azienda ferroviaria chiusa, medici di medicina generale. Allora, a questo punto posso dire, se prima mi stava simpatica l'autonomia, vedendo come l'esercitate voi, credo che forse cambiando i governanti di questa regione si potrà fare un ragionamento vero sull'autonomia, ma finché i governanti sono questi, che dove hanno l'autonomia siamo gli ultimi d'Italia, io credo che il problema non è l'autonomia, il problema è a chi gli diamo il potere di esercitare l'autonomia, no? Cioè, altro tema, sulle infrastrutture. Guardate che il Veneto non è che siccome che abbiamo fatto a Pedemontana le infrastrutture non serve più. Io potrei cominciare a parlarvi dell'Arzaron, dell'SP59, della SR11, ma mi concentro solo sulla vergogna nazionale che abbiamo, la Romea. Ma vi sembra normale che passa un segmento di PIL da quella strada che collega i maggiori assi nazionali e non si parla di Romea che all'interno della nostra regione è una mietitrice di vittime oltre che una generatrice di caos? L'altro giorno diceva il collega Barbisan e ha fatto bene, noi con la Pedemontana abbiamo dato una risposta alle imprese
abbiamo dato una risposta ai cittadini a quel territorio. Scusate, le imprese che stanno da quella parte del Veneto che scappano e chiudono perché ogni volta devono avere 3 ore di coda per portare una merce, e i cittadini che vivono in quella parte del Veneto, tra l'altro vorrei ricordare Chioggia, sesta città del Veneto, sesta, settima, non è neanche collegamento ferroviario, L'unico treno che ci mettono fa il giro da Rovigo, che è quello per portare i veronesi in spiaggia, che si chiama il treno del mare. Ma se noi non dobbiamo andare in spiaggia da Verona, tu non puoi dire prendo il treno. Dopo adesso sappiamo che il sindaco di Chioggia della Lega sta lavorando su un'idea di droni, ma 5.000 pendolari al giorno credo non si possano portare con i droni, è l'ennesima fantasia strampalata che ha. Ma sul tema della Romea qualcuno ne ha parlato? Ma facciamo qualcosa insieme, siamo a disposizione, vi diamo una mano, lavoriamo insieme, la vostra idea è migliore, guidateci, siete più bravi, chiedeteci l'aiuto, facciamo un esercizio di stare insieme, di unità per risolvere un problema tanto atavico, tanto cronico all'interno di questa fantastica regione. No, tema della Romea non esiste, non si parla. Madama la Marchesa, l'altro giorno 5 morti in 4 giorni, chi viene a lavorare saltano tutti i servizi pubblici a Venezia perché con la Romea bloccata non arriva Spassini, non arriva OS, non arriva infermieri, non arriva vigili. Madama la Marchesa, della Romea non si parla. Io ho capito che voi siete in difficoltà quando parlate di infrastrutture, perché da una parte avete il fardello della Pedemontana e dall'altra avete un segretario nazionale che vuol fare il ponte sullo Stretto e non vuol fare la Romea. Ma non è che siccome voi siete in difficoltà dal punto di vista politico, il problema della Romea si autoassolve o si autorisolve. Allora su questo io mi sento di dire, cari colleghi, dateci una mano, aiutate la gente di quei territori che tutti i giorni muore per strada, deve lasciare gli affetti familiari per andare a vivere da un'altra parte perché non puoi vivere facendo 3 ore per fare 50 chilometri e andare a lavorare. L'altro giorno sono stato 7 ore in macchina. 7, ma vi immaginate dentro avevi, sì, all'improvviso un problema e il ponte veniva giù, se era tutto, non eri né quello che è, ma voi immaginate 7 ore in macchina se un bambino, un disabile, un anziano, cosa vuol dire? Allora, su questo è vergognoso che non si parli di Romea, è vergognoso, come non accettiamo la provocazione del buon Zecchinato ieri che ci viene a dire che sta facendo la legge per consumare meno suolo. Vi ricordate voi la scorsa legislatura VTS che è stata presentata? Guardate che quella legge là era una legge che aveva 3 righe di divieti e 4 pagine di proroghe, di surroghe, di deroghe. Se quella lì è la legge che porta Zecchinato, glielo diciamo subito, assessore Zecchinato, se vuole un modo perché cominci una guerriglia basata su principi di civiltà e di difesa ideologica di quel poco suolo che ci rimane, sta cominciando col piede giusto. Ciambetti non la portò in aula perché dice un anno non basta per discutere una legge così. Allora, anche sul consumo del suolo, può essere che ogni volta che fate una legge come questa, l'articolo 8 dice che ci sono 3 cose che vietano, 70 che derogano. Allora, tema qual è? Se siete così bravi e sono 50 anni che combattete il consumo di suolo, perché 50 anni che il suolo si consuma? Allora o i numeri che danno sono sbagliati o voi non siete così bravi. È la scusa che dopo bisogna produrre. Nessuno è contro la produzione qui, ma si può produrre anche con testa. Ci possono essere anche leve di incentivo che dicono a uno di andare a produrre dove c'è già una zona antropizzata. Ci possono essere anche leve che dicono che il pannello magari anziché metterlo dove c'è un bosco, il pannello solare, tagliamo il bosco, lo mettiamo a Porto Marghera che c'è solo che cemento e inquinamento da bonificare. Ma è chiaro che l'imprenditore quando arriva è più facile andare su un terreno dove c'è pannocce, che qua finito di raccogliere le pannocce, ti cavi via le balle, de fieno e ti vai e ti ha già la spianata. È la leva del pubblico che deve spiegargli che è più utile e conveniente andare lì. È la leva del pubblico e voi invece cosa fate? Veneto eccellente, Veneto orgoglioso, siamo l'unica regione d'Italia che non ha recepito il decreto nazionale che è arrivato.
Perché? Perché eravate nel mezzo di una guerra politica quando dovevate farlo. Perché Betta ha voluto per forza portare la legge subito, e il giorno dopo fanno il decreto nazionale. Ci dicono che abbiamo 60-90 giorni per recepirlo, ma non si può più perché il Presidente della Commissione era passato con Fratelli d'Italia, Andreoli, e quindi Panneri faceva mancare il numero legale, non avevamo più convocare la terza Commissione, c'è Soranzo qui che buona memoria è testimone. Se passai 90 giorni, adesso ti hai una legge nostra, che non si capisce che valore ha, una legge nazionale, e noi siamo talmente fenomeni, perché la scorsa legislatura è stata la legislatura del fenomenismo, che a livello nazionale si parla con aree idonee. Da noi in Veneto abbiamo clonato un termine che esiste solo in Veneto, aree di pregio. Aree di pregio esiste solo in Veneto. Abbiamo dato anche 50.000 euro a provincia per dire ti vai a individuare le aree di pregio. Dopo la provincia, per far contente l'associazione agricola che individua il 98-99% di aree di pregio, però con una scala che dice pregio 1, pregio 2, pregio 3, però non è che nell'area di pregio non lo metti, è sconsigliato. È sconsigliato. Allora, adesso vi siete insediati ormai da quasi un anno. È normale che stiamo aspettando finora che questa legge arrivi per capire le aree idonee quali sono? Ha detto Zecchinato, è passata ieri in giunta. Aspetta che arrivi in commissione, aspetta che arrivi in consiglio. Ti finirà che arriva a gennaio. Su queste cose il Veneto richiede maggiori risposte. E voi, invece di venire qua con 160 milioni e dirci che idee avete, cincischiate, ve guarda intorno, Giacinti dice aspettiamo a settembre, magari assessore Giacinti può essere un'idea, col fresco si ragiona meglio, quindi magari aspettiamo settembre con l'aria buona, vediamo se ne viene in mente qualche idea di Veneto, aspettiamo settembre perché magari che se qualche baruffa, abbiamo finito di far baruffa, le robe va meglio, magari... Assessore, potevate farlo ieri, invece aspettate, lei non deve spiegare niente a me, lei deve spiegare ai veneti, assessore Giacinti, questa inerzia con 160 milioni di euro in tasca, a cosa è dovuta? Le do una brutta notizia, assessore Giacinti, lei non è più un sindaco, lei oggi sta guidando un ente che fa programmazione e deve programmare per 5 milioni di cittadini. Non deve più applicare le normative che gli arrivano sul banco del municipio. E quindi perdere un mese, perdere due, sa cosa vuol dire, assessore Giacinti? Perdere un mese, perdere due, assessore Giacinti, vuol dire tanto. E tecnicamente, come è stato ripetuto, poteva già essere fatta questa cosa. E che giustamente uno dice, scusa, se non ho idee, perché ho da farlo? Ma diteci la verità. Avete dei pensieri, ma non avete ancora delle idee ben delineate. Allora, se dopo un anno non avete ancora delle idee ben delineate, io incomincio a pensare che fate la fine dell'autonomia con questi soldi. Un pezzo a un referato, un pezzo all'altro, un pezzo a un assessorato, un pezzo all'altro, fermo contenti un po' tutti in base a dove si possono dare, con i vincoli che poi l'assessore Giacinti, giustamente ringraziamo, ci rispiegherà, ma alla fine neanche con 160 milioni riusciamo a fare una manovra importante, un piano Marshall di qualcosa, decidete voi, viste tutte le emergenze che abbiamo in Veneto, per dare un segno forte e vero di qualcosa che deve cambiare passo. Il resto dei temi, pesca o altro, me li tengo per dopo, così nel frattempo riposo un po' le mie corde vocali. Grazie consigliere. Allora io a questo punto chiuderei con l'intervento di Del Bianco, dopodiché finito, sospeso i lavori, c'è la commissione quinta che si riunisce, sarà Legni, per un paio di oggetti e riprendiamo alle 2. Quindi lasciamo la parola a Del Bianco. Ma dipende dai tempi perché abbiamo... No, se poi non ci sono... Vabbè, vediamo un attimo i tempi comunque, dai, va bene. Comunque per dire la conseguenzialità, ne approfitto, scusate consigliere, ne approfitto per fare gli auguri di buon compleanno a Enoch Soranzo che oggi festeggia... Ecco, complimenti a Enoch perché 42 sono un'età importante.
Ah, ok, scusami. Va bene, auguri Enoch. Torniamo al dibattito, prego Del Bianco. Certo, se lo so, sì. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Si sente? Sì. Ma allora, io parlerò di una cosa che risaputamente non è attuale in questo momento, cioè la questione della siccità e la questione dell'energia, su cui abbiamo presentato poi alcuni emendamenti e che per questo penso possano anche avere un valore, diciamo, immediato in termini di necessità di accoglimento. La prima questione è nota a tutti, vediamo tutti in questi giorni i fiumi secchi, vediamo in montagna, in particolare con le enormi proteste da parte di tutti, i laghi che si svuotano, vediamo la crisi idrica importante che c'è in pianura. Allora io su questo partirei dando un dato che credo sia piuttosto interessante. Nel 94, quindi non ieri, nel 1994, era stata studiata la portata media annua del Piave, quindi nel 94. Oggi sicuramente la portata è minore. Il Piave è uno dei fiumi con il bacino più artificializzato in Europa. Ecco, nel 94 il Piave aveva una portata di 93 metri cubi al secondo. Oggi l'acqua del Piave, se fosse solo l'acqua del Piave, sarebbe sufficiente in un anno a soddisfare il bisogno idrico che insiste esattamente sul bacino del Piave per soli 145 giorni all'anno. Significa, in sostanza, se posso parlare, Presidente? Presidente, però posso dire, con tutto rispetto per i colleghi, anche se parlano tra loro, si sente fin qua, non sento neanche a me, del fuoco a parlare. Prego, consigliere, vada avanti. L'hanno ascoltata, prego. Ecco, dicevo che se fosse solo per l'acqua che ha il Piave, basterebbe per gli impianti collegati al suo bacino per 145 giorni all'anno. Ne mancano più di 200. Quindi questa situazione, che peraltro è studiata su dati del 94, che oggi sarebbero sicuramente peggiorativi visto il cambiamento climatico che c'è stato, ci impone un'immediata assunzione di responsabilità. Intanto sul fare una cosa, sul fare, mi verrebbe da dire, una cosa che la Regione del Veneto non ha, incredibilmente, al contrario di tutte le altre regioni italiane importanti da questo punto di vista qua, che è il bilancio idrico regionale. Perché è fondamentale sapere quanta acqua utilizziamo e quanta ce ne serve. Perché in questo momento, come dimostra il caso del Piave, utilizziamo molta più acqua di quella che abbiamo. E questa questione è di rilevante importanza in vista di una scadenza di cui vi ho già parlato più di una volta in quest'Aula, che è quella scadenza fondamentale, secondo tutti fondamentale, delle cosiddette grandi concessioni del 2029. Perché quando noi andremo a rivedere quella partita, andremo inevitabilmente a rivedere tutti i disciplinari di utilizzo dei grandi invasi montani, che sono quelli che in questo momento garantiscono a tutto il Veneto di avere ancora acqua. E allora su questa partita, che è una partita enorme in termini di studi da affrontare, qualcosa dovremo fare. Perché se andiamo anche a vedere la legge della Regione del Veneto, che è la legge 24 del 2022, ci dice che la Giunta regionale dovrebbe adempiere a tutta una serie di questioni per nulla semplici sul piano della documentazione che deve avere per poter sviluppare una progettualità sulla questione dell'idroelettrico. In sostanza la Giunta regionale deve essere in grado di rapportarsi con i gestori che gestiscono questi impianti da decine e decine di anni. Deve essere in grado di avere perizie, di avere documentazione e di avere una struttura tecnica in grado di andare a
non dico competere, ma sicuramente confrontarsi con i gestori uscenti che tutto hanno, tranne che l'interesse di agevolare facilmente la partita delle gare idroelettriche. Allora, in questo senso, noi come pensiamo di affrontarla questa cosa? Senza risorse, senza costruire una struttura tecnica in grado di andare a lavorare esattamente su quel tema? Se voi andate a leggervi l'articolo 11 della legge regionale 24 e 22, capirete davvero quanti e quali sono gli oneri a carico della regione. Ma in questo momento vi faccio una domanda molto chiara: chi li sta facendo? La struttura che abbiamo è una struttura importante sul tema delle acque, ma da sola, vi assicuro io, di sicuro non può bastare. Allora, per questo noi abbiamo previsto un emendamento per mettere almeno 1,5 milioni di studi tecnici. Pensate che cosa vuol dire il collaudo degli impianti, pensate cosa vuol dire lo stato dei grandi bacini, il livello di interramento, tutte cose che dobbiamo sapere, dobbiamo confrontarci con i gestori se vogliamo davvero giocare una partita fondamentale in vista del 2029. Allora, se noi facciamo finta che questo tema non esiste, attenzione, perché vorrebbe dire che questo tema non lo affrontiamo. E non lo possiamo affrontare nemmeno troppo tardi, perché il 2029 in questo senso qui è domani mattina. Allora non venitemi a dire, Assessore Giacinti, che non c'è 1,5 milioni urgente nell'avanzo di bilancio da destinare a questa partita. E non venitemi a dire che questa partita è prorogabile, perché non è prorogabile. Se non iniziamo ieri, non oggi, ieri, rischiamo di non giocare davvero questa partita. Allora dopo voglio vedervi tutti dire che questa è una partita strategica però, perché davvero qui andiamo a inserirci su una questione che può essere vitale per il Veneto, per i territori di montagna e per i territori di pianura. Perché mentre sono da rinnovare le concessioni idroelettriche, ricordo che sono scadute anche tutte le concessioni irrigue, che a catena andranno a rinnovarsi, naturalmente, dopo la revisione dei disciplinari sui grandi invasi. E vi faccio ancora presente che nonostante in quest'Aula sia stato votato un emendamento ancora più di 15 anni fa, in questo momento le concessioni irrigue che ci sono in Regione del Veneto tengono ancora conto dei 150 milioni di metri cubi di acqua del bacino del Vajont. Noi stiamo utilizzando acqua che nella realtà non esiste. E poi diciamo e ci stupiamo del problema acqua. Vi dicevo, e attenzione, perché quei 150 milioni di metri cubi del Vajont sono esattamente, diciamo così, il doppio rispetto a quello che gestiscono attualmente gli invasi. O meglio, sono il 50% del totale. Quindi, su questa questione, o ci mettiamo le mani davvero e adesso, perché non avremo più il tempo, se ci ragioniamo tra 4, 5, 6 mesi, di affrontare gli studi tecnici su questa questione. Noi abbiamo dato, con il collegato, nella legge del collegato, abbiamo dato un incarico di consulenza, in questo caso di carattere legale, per la partita delle concessioni del 2029 per capire come costituire la società, che è una cosa in realtà più politica che tecnica, ma abbiamo messo lì appena 200.000 euro. Allora chiunque ha un minimo di conoscenza amministrativa delle questioni sa benissimo che con 200.000 euro non inizi neanche a spostare una carta su questa partita che vale, lo ricordo, 450 milioni euro di ricavi l'anno. Quindi io credo una cosa, che sia abbastanza inutile riempirsi la bocca di autonomia energetica se poi davvero non si va in quella direzione lì. Perché questa è l'ultima chiamata. Se noi non affrontiamo studi tecnici seri che ci dicono qual è il panorama e delle acque, e degli invasi, e degli impianti, e del livello di interramento dei laghi, adesso, noi rischiamo di non giocare la partita. Io lo dico con un grande grado di preoccupazione, perché noi abbiamo stimato 1,5 milioni, probabilmente ne servono di più, e dico ancora una cosa di più, Assessore. Adesso sono appena arrivate le risorse che
Enel ha deciso di pagare, dopo anni di contenziosi, sui canoni idrici. Parliamo di risorse importanti. Quelle risorse ancora non le abbiamo contabilizzate, mi risulta, nel bilancio regionale. Quindi noi ci troviamo una quota importante di oneri in più e di soldi che per la regione dovrebbero ammontare a circa un 10 milioni di euro per la regione, più ci sono tutti quelli di competenza di fatto della provincia di Belluno e delle altre province, che non abbiamo ancora visto a bilancio. E mi state dicendo che non possiamo impegnare 1,5 milioni. Allora, parliamoci francamente, perché altrimenti diciamo che non vogliamo impegnarci in questa partita. Perché, ripeto, a fronte di un avanzo di 130 milioni libero da una parte, a fronte di almeno 10 milioni derivanti da Enel sicuramente a disposizione della regione dall'altra, diciamo che non abbiamo 1,5 milioni per fare degli studi tecnici su quello che è lo stato di salute degli impianti di interramento dei laghi e di tutto quello che serve in vista delle grandi concessioni, sapendo quanto è centrale e importante il tema dell'energia e dell'autonomia energetica oggi. Allora, se qualcuno mi dice questo, francamente sta mentendo, perché non può essere che non ci sia la possibilità economica, a fronte della situazione che vi ho appena descritto, di investire su questo. Ecco, io quindi mi attendo davvero che ci sia una valutazione seria su questa questione, perché altrimenti rischiamo davvero di non dare seguito a quello e a un impegno che peraltro quest'Aula ha preso anche in sede di bilancio quest'anno, quando abbiamo detto che quella partita era talmente strategica che ci impegnavamo ad attivare un determinato tipo di percorso. Ecco, io mi limito qui, interverrò eventualmente più tardi per capire se su questo almeno c'è un ragionamento in più che si può fare, tenendo conto che oltre ai 130 milioni dell'avanzo, e lo ribadisco, abbiamo anche da gestire in termini di entrate nel bilancio regionale tutti i maggiori introiti che derivano dai canoni Enel che sono stati pagati nel frattempo, anche perché, attenzione, e qui colgo anche l'occasione per dire un'altra cosa, i canoni che Enel ha pagato adesso arretrati non ce li ha pagati per farci un piacere, attenzione, ce li ha pagati perché così Enel può finalmente, a tutti gli effetti, in vista delle gare, partecipare alle gare, perché se avesse avuto un contenzioso aperto con la Regione non avrebbe potuto partecipare alle gare. E vista anche la sentenza che c'era stata in Lombardia, Enel ha deciso di mettersi a posto nei confronti della Regione Veneto e di partecipare alla grande sfida del 29. Dobbiamo decidere adesso se ci vogliamo partecipare davvero noi. Ma il tempo scade oggi. Grazie. Grazie. Allora a questo punto, organizzando i lavori, compatibilmente con la presenza, dell'assessore che mi sta comunicando che lui può essere qui per le repliche alle 2:30, chiudiamo la discussione generale. Ok, ci sono le repliche, però riprendiamo alle 2:30 perché ovviamente ci deve essere l'assessore. Adesso. Repliche e poi iniziamo a votare l'articolato. Va bene? E gli emendamenti di conseguenza man mano che si va avanti sull'articolato. Quindi alle 2:30 vi prego puntuali perché prima riprendiamo, prima finiamo questa sera. Perché allungare i tempi del Consiglio oggi vuol dire anche mettere in linea la macchina regionale con tutti i dipendenti, dal bar, le barche, i dipendenti, i controlli, gli ingressi, quindi mi raccomando la serietà nella presenza all'orario prestabilito. Grazie, puntualità. C'è commissione Saralegni, grazie.